Per capire a fondo cos'è Riva per un sardo, bisogna ripartire dalla Sardegna del 1963, quando il bomber di Leggiuno arriva a Cagliari. Lazzari, palla in sua direzione, Lazzari interno in area, il passaggio, gol! Il Cagliari, già dal 1920, rappresenta il pensiero dei cagliaritani più colti, quelli che si prodigano per avere nella squadra la proiezione di quella che vorrebbe essere per loro la Sardegna. L'ambizione, la voglia di crescere, di stare al passo con il resto del mondo è l'obiettivo, il sogno e la speranza dei cagliaritani. Si tenta sempre di fare di più, di non essere inferiori al resto d'Italia. Non ci si era riusciti con i presidenti Podestà e ora, con Rocca e Arrica, ma soprattutto con l'appoggio dell'imprenditoria di spicco e con l'editoria, si cerca di dare una scossa all'isola e il calcio può fare tanto. Il legame Cartiera di Arbatax e Unione Sarda è il primo tandem sul quale si sale. Con l'impegno di questi due colossi si trovano i soldi per costruire la squadra che possa andare per la prima volta in Serie A. Chiaro, non c'è da sperperare e allora ci si affida alla scaltra coppia Rocca-Arrica che sanno fare le nozze talvolta anche solo con i fichi secchi. Sfruttano le amicizie sparse per la penisola come quella che scova Gigi Riva, un ufficiale dei carabinieri, tale Vitali, calciatore dilettante che fa da osservatore in giro per il nord Italia. Pronto? Buonasera Gigi, sono Vittorio Sanna. Oh, ciao. Come stai Gigi? Abbastanza bene, insomma, è meglio. Riva è giovane. Riva è soprattutto un ragazzo temprato dalle difficoltà che ha dovuto affrontare. Non è molto diverso dai coetanei che vivono le campagne e le montagne. Vive il suo essere orfano come un'ingiustizia riservata al destino. La sua avventura con la maglia del Cagliari inizia l'8 settembre 1963. Ti chiamo oggi per un motivo particolare che non so se tu ricordi, ma tu 60 anni fa hai vestito la maglia del Cagliari per la prima volta in questa data, 8 settembre del 1963, Cagliari-Lazio, Coppa Italia, e quindi ti volevo sentire proprio nel giorno del 60° compleanno con la maglia del Cagliari. Bello cullare questi ricordi. Il legame dei sardi con una terra così povera nasce da un inconscio parallelismo. Riva aveva perso le sue radici nel momento in cui erano scomparsi il padre e la madre. Era arrabbiato, come erano arrabbiati i sardi di dover trascorrere la loro vita legati alla terra povera. Sì, volevo allontanarmi dal mio paese perché troppe disgrazie in pochi anni, perso papà, mamma, una sorella, e allora questo trasferimento mi sembrava giusto. Era un modo di scappare secondo te Gigi, cioè di rifugiarti da qualche parte per sottrarti un po' a quello che avevi subito, i dolori che avevi subito? Cioè magari cercare un posto dove poter stare da solo, con la tua intimità, la Sardegna, così lontana da tutto, un posto tranquillo. Così lontana e poi fuori da quello che era sembrava che questa cattiveria contro di me non mi potesse raggiungere. La Sardegna in fin dei conti ti ha protetto da questo alla fine, esatto, vero? Esatto. Il mare, sarà il mare, pensi che sia stato il mare? Esatto. Ma anche i banditi e i pastori nel loro habitat si sentivano forti e sicuri, per quanto maltrattati. Riva si sentiva al sicuro solamente sul campo, a calciare la palla, a fare gol. Riva era come i pastori e i banditi del periodo, era come le tante famiglie povere che vogliono combattere per venire fuori dalle difficoltà. Io sono andato al lavoro a 14 anni, quando mia madre mi ha messo al lavoro mi sentivo, quando ho portato il primo stipendio, ero orgoglioso proprio, perché purtroppo la mia famiglia ha perso mio padre quasi subito, perché ha fatto
lavori micidiali e quindi portando io lo stipendio era 37.000 lire. Una fortuna, tipo quelli che si utilizzano oggi per andare in Arabia Saudita, giusto? Sì. Per questo Riva finisce al fianco dei santi nelle immaginette o al fianco dei riquadri dei leader politici. Riva è il messia, è colui che può portare i sardi al riscatto, che li fa sentire adeguati nel confronto con il mondo. Non lega con i cerimonieri, che ancora oggi gli danno un certo fastidio. Lega con la gente semplice, con chi ha una famiglia che fa sacrifici, con persone che hanno le sue stesse insicurezze e le combattono lavorando, come lui le combatte nel campo di calcio. No, io non ho paura, non ho avuto paura di diventare grande, anzi, quando portavi a casa uno stipendio ti sentivi più grande. E poi avendo 3 sorelle, insomma, ero importante, ecco. In fuga, sempre in fuga, con l'amico Pallone che è l'unico che capisce le sue amarezze. In Sardegna è dentro lo spogliatoio che emerge il senso protettivo. Ecco la prima persona che si cura di lui. Silvestri. Com'è la Silvestri? Silvestri stravedeva per me, poi è una persona rigida, duro, ti tirava anche qualche cazzotto se non facevi quello che diceva lui. E mi sono trovato bene con lui, mi sono trovato come un familiare, ecco. E poi un amico vero, oggi raro nel calcio, il primo amico, concorrente nel ruolo, ma comunque sia protettivo nei confronti del ragazzo. Ma era un mio compagno di squadra, Capellaro. Ah, sì? Sì, perché mi ha messo a dormire con lui, perché ero un ragazzino, ero proprio un bambino. Mi ha messo a dormire con lui e lui mi caricava, mi diceva fai così, fai cos'è, e poi Silvestri, anche se ogni tanto mi correva dietro per darmi qualche calcio nel sedere. E credo che sia stato l'ha mandato mio papà. Riva è schivo come i pastori, in fuga come i banditi. Il primo che lo capisce è Arturo Silvestri ed è per questo che Riva pensa che l'abbia mandato in terra il suo papà. Soprattutto si accorge pian piano di far felice un mondo di gente infelice, che in cambio gli dà tutto quello che ha. I sardi si affidano a lui, lo eleggono il loro re, non hanno paura del suo comando perché sanno che non farebbe mai niente contro di loro. Tutto per farli sorridere, per dargli una soddisfazione, non la felicità. La felicità è una cosa complessa, troppo elaborata. Riva non potrà mai essere felice perché il padre e la madre non possono vivere con lui la gioia. E anche ai sardi dà soddisfazioni perché il calcio non cambia la realtà, ma la rende meno cruda. Un sollievo domenicale, un rapporto che si crea velocissimo. Quando hai iniziato a sentirti sardo? Subito. Poi ho dimostrato, poi quando la Rica mi aveva venduto all'Inter, alla Juventus, roba del genere, ho rifiutato il trasferimento, mi dicevano tutti che sbagliavo, invece no, ero contento. Al primo impatto Riva gode del silenzio e della solitudine di cui la Sardegna è intrisa, del mare, delle montagne, delle poche persone che incontri e quelle che incontri che ti salutano con un cenno di testa, senza disturbarti, senza invadere la tua sfera emotiva e personale. Riva trova in Sardegna quell'angolo di mondo in cui giocare al calcio, vincere, ma senza troppo chiasso, senza eccessivo clamore. È l'angolo buio in cui nascondersi, protetto da chi come lui si nasconde. Si può dire che tu sia stato in qualche modo negli anni, forse anche in modo inconsapevole, il pastore dei sardi, perché li hai portati in uno stato sicuro quando loro invece erano ingiustamente etichettati come persone da cui stare lontano.
Ma sono contento se è questo veramente, perché è gente che tutto sommato era buona, faceva una vita micidiale, il pastore è quello che dormiva all'aperto, e poi li ho conosciuti, non dico tutti, ma quasi tutti. I sardi colgono in riva questi aspetti e lo rispettano, lo esaltano, lo eleggono a condottiero di un esercito di sofferenti, disuguali, di anime salve. Sei stato loro ospite anche nei loro luoghi? Sì. Andavo a mangiare pranzo da loro, in macchina da solo, e poi venivo via la sera. Immagino il viaggio. Cosa pensavi durante il viaggio, sia mentre andavi che quando tornavi? Ma mentre andavo non lo so se facevo bene, perché sai, da solo. Da solo così, allora ero tutto un po' timido e imbranato, poi è passato tutto e siamo diventati grandi amici. La storia di Gigi Riva, unificatore dei sardi, si ripeterà tanti anni dopo e si è ripetuta ancora oggi. Gavino Sale, uno dei politici che voleva portare Riva presidente della Sardegna, associa la storia di Riva quella più recente e contemporanea di Claudio Ranieri. Ranieri riunisce negli spogliatoi tutti i calciatori e gli dice: voi non siete dei normali calciatori, voi siete dei guerrieri e quando entrate in campo dovete aver chiara l'idea che state rappresentando una nazione, state rappresentando un popolo e quindi dovete comportarvi come tali. Dopo questo discorso abbiamo visto un cambiamento radicale di questi ragazzi che erano incontenibili, e ripete la stessa operazione che aveva fatto diversi anni fa, tu ti ricordi bene la questione, C, B e A. Il mio pensiero è stato: ma guarda che due italiani che sono diventati sardi per scelta, sia Riva e sia Ranieri, e assimilabili a quello che ha fatto Fabrizio De André, che è diventato più sardo dei sardi. Questa storia la dice lunga, nel senso che ci considerano popolo e nazione tutti quelli che vengono da fuori. Noi non ci accorgiamo delle nostre potenzialità e della nostra storia e della nostra realtà. Ed ecco anche il legame con De André, due anime simili che amano gli stessi contenuti della Sardegna, che vogliono essere con gli ultimi, con gli invisibili, cristiani come il Cristo raccontato dai Vangeli, da tutti i Vangeli, non solo dai Vangeli letti, anche dagli apocrifi, dalla gente di seconda mano, da chi ha perso il treno della vita, da chi non ha vinto mai. Tu come De André hai visto i sardi quasi come gli indiani d'America. Erano raccontati cattivi, ma in fondo rivendicavano la loro libertà e la loro identità. Sì, è vero, sì. Ma difatti sono quegli anni lì che anche De André ha conosciuto i sardi girando per i boschi, la montagna. Hai deciso di vivere in Sardegna a un certo punto della tua vita. Tu poi con questa terra, tra l'altro, hai avuto anche un rapporto, in qualche modo c'è stato un momento difficile della tua vita, c'è stato un rapimento, un sequestro che ha visto protagonista te e la tua compagna Dori, però malgrado questo continui a vivere in Sardegna. Perché? Ma per diversi motivi. Il principale direi che proprio le varie etnie sarde, malgrado differenze sostanziali anche di carattere linguistico e culturale, hanno il rispetto comunque di valori fondamentali in cui credo anch'io. Parlo della generalità dei sardi, quindi ci vivo bene in mezzo a loro. Un altro motivo è l'ambiente, direi che è inutile descriverlo, basta guardarsi intorno. Credo che sia uno dei più spettacolari, dei più puliti d'Europa, anche se io cerco di bilanciare. La storia con De André è simile, cioè
quasi somigliante il rapporto che tu avevi, che hai con la Sardegna, con quello che aveva De André con la Sardegna, però da storie diverse. Tu quasi ricercavi il padre che ti era mancato, lui quasi scappava invece dal padre che aveva avuto. Sì, ma sicuramente avevamo tutti e due problemi di A livello di infanzia, ecco, esatto, di infanzia, di diventare uomini, siamo diventati così, poi ci siamo anche conosciuti e... Com'era andata? Bene. Siamo stati mezz'ora senza parlare, perché non era un chiacchierone lui e nemmeno io, ma forse proprio questo che ci ha fatto diventare amici. Vorrebbero aiutarli a uscire dalla loro tristezza e li aiutano con l'arte che hanno a disposizione. La musica e il canto, il gol. Per i sardi la parola di Dio, che dà sollievo, non risolve, ma attenua il dolore. Riva in particolare ha la grande capacità di unire e nel cercare Godot, Piero Marras, già nel 1982, identifica cosa aspettare per il bene della Sardegna. Quando Gigi Riva tornerà, non ci troveranno ancora qua, con la vita in fallo laterale e il sorriso fermo un po' a metà. Tornerà la voglia di sognare quando Gigi Riva tornerà. Le gesta di Gigi Riva ripuliscono in parte gli occhi appannati degli italiani. Si comincia a capire che in Sardegna non ci sono solamente pastori e banditi, ma è una terra anche di grande cultura e di grandi tradizioni. Se dovessi cercare un personaggio di cui essere orgogliosi, no? Uno dice che questo noi siamo quelli di, insomma, no? E allora ho iniziato a percorrere, scartando ovviamente Garibaldi, non c'entrava niente, che era, insomma, che per me poi io lo uso. Questo nome è in fuoricapo, se ti ricordi, in una strofa, ma era il nome di un cane. Insomma, questo eroe, per carità, però insomma non c'entra niente con noi. Scartando anche Gio Maria Angiui, che insomma, per quanto avesse avuto un ruolo importante, no? Evocata dalla Sardegna nei moti del Settecento, vabbè, ma 794, però poco noto, tra l'altro, per cui ci voleva qualcosa che era già entrato nell'immaginario collettivo, no? Che ti venisse spontaneo, dire ecco questo, vorrei essere rappresentato vorrei avere questo riferimento, cioè che riunisse anche i valori insomma oggi molto in disuso, purtroppo in disuso, che sono quelli dell'onestà, della coerenza, della sincerità, no? Dell'onestà anche intellettuale, tra l'altro, insomma, e allora è venuto spontaneo. Allora, se dovessi fare come aspettando Godot, aspettando l'eroe, dice io voglio fare un sogno, e quando tornerà lui, che non è lui di cui parlano molti, ma caro lei, è un lui con le physique drôle, e quando tornerà lui, cioè quando tornerà Gigi Riva, cioè quando tornerà il momento in cui noi abbiamo avuto un orgoglio incredibile che scardinava il schieramento, finalmente si poteva parlare di popolo sardo, che è un concetto molto così retorico, spesso poi questo popolo si divide, si schiera da una parte, dall'altra, minato dalle aziende capitanate da Roma, insomma, parlo politicamente, no? o dai partiti azienda, voglio dire, non abbiamo mai avuto una consapevolezza. Ecco, lui, il sogno di chi può essere che deve tornare e farci sognare. Ecco la metafora del ritorno del guerriero, il ritorno di Gigi Riva e poi tutte le strofe che tu conosci, insomma. E ti è stato proposto in qualche periodo, anzi, o meglio, qualcuno ha pensato di proporti, non so se poi lo ha realmente fatto, di diventare presidente della regione? Ma io non facevo politica, perché io facevo le cose giuste, cercavo di farmi voler bene,
E poi è chiaro che avendo tanta gente che mi voleva bene poteva andare bene anche per la politica, ma non l'ho mai preso in considerazione. Riva vince con il Cagliari, non ha più bisogno di andare in un'altra squadra. Neanche quando si allontanano i finanziamenti dell'industria di Rovelli e Arrica avrebbe bisogno di soldi. La Juventus avrebbe fatto pazzie, Arrica avrebbe forse accettato, ma a quel punto è Riva che è il latitante, che non si fa catturare. Ti piacevano i fumetti, Gigi? Sì. Tex Willer. La parte di Aquila nella notte gli sarebbe calzata a pennello, anche perché gli scenari, quelli di Tex Willer, sono creati dalla matita di Gallepini, sardo nell'animo e figlio di genitori sardi. Appunto le nostre avventure si svolgono a tavolino, guardi, quando vado così che esco magari posso prendere spunto, sono stato nel Trentino, dalle Dolomiti, da quegli ambienti lì, sono sardo, insomma di origine sarda, dalla Sardegna ho preso molto, specialmente quelle posti brulli, rocciosi. Però ti è stato proposto di fare del cinema, o sbaglio? Sì. E che ruolo ti volevano dare? Non mi andava. Zeffirelli lo aveva braccato per la parte di San Francesco, ma Riva non aveva ceduto. Paolo Zucca, regista sardo, lo ricolloca nel Far West. Certo che avrei scelto Gigi Riva come attore, una faccia simile, un fisico simile, sono perfettamente compatibili e adatti a un ruolo da protagonista, certo. Che ruolo gli avresti dato? Guarda, considerando l'eroismo insito nel personaggio, nel suo fisico, nel suo sguardo, il fatto che lui parla molto poco ma era micidiale sul suo sinistro, io lo vedo perfettamente in un ruolo di pistolero che parla poco ma con la sua mano sinistra è micidiale. Tra l'altro il suo essere così poco loquace ma così ombre verticale, secondo me si presta anche molto a fargli dire così delle frasi alla Sergio Leone. Me ne è venuta in mente una che potrebbe essere: quando un uomo con la schiena dritta incontra un uomo con la schiena gobba, l'uomo juventino è un uomo morto. E a quel punto, bam! Ti vedo Aquila della notte, il Tex Willer, capo del Navaco. Ma ci siamo andati vicino perché stare in mezzo a questa gente mi piaceva, però avevo calcio da difendere, quindi dovevo allenarmi tutti i giorni, potevo andare così con loro solo una volta alla settimana e quindi era fuori luogo. Sai, ho vissuto parecchio tempo con gli Apache. Sono dei selvaggi, crudeli e primitivi. Anche dei burloni. Dei veri burloni. Soprattutto quando decidono di torturare uno dei loro prigionieri. Ma insisteva così tanto o si arrendeva facilmente? Davanti... No, insisteva proprio. Insisteva appunto che gli ho detto no e era un martello. Ti capita ancora di sognare di calciare il pallone? Sì. E dove finisce la palla? In gol come il 90% di quelli che calciano? No, non mi capita, a volte ho sogno, roba del genere, una partita dove ci tengo e va a finire bene, il sogno va tutto bene, andava. Quanto vale la parola orgoglio per te? Tanto io avevo un tasso alto di orgoglio, perché non volevo che la mia famiglia, dove c'erano solo mie sorelle e mia mamma, quindi ho accettato il lavoro perché volevo collaborare. Fino al 1800 le storie che venivano scritte erano date storie dei popoli sardi, mai storie dei sardi, perché fino alla prima guerra mondiale
e non è mai esistito un'idea unitaria di Sardegna, unitaria di popolo sardo, ma di popoli sardi, che vuol dire che il cagliaritano ancora oggi ma oggi meno, ma nel passato, il cagliaritano diverso dall'Ogliastrino, l'Ogliastrino diverso dal Barbaricino, il Barbaricino completamente diverso dal Gallurese che pure lì è vicino, il Gallurese è completamente diverso dal Sassarese, e il Sassarese è diverso dall'Oristanese e l'Oristanese dal Cagliaritano. Quindi ancora oggi sentiamo questa differenza che non ci unifica. Ma in tutta la storia, in tutto l'arco storico, cioè dalla preistoria ad oggi, è questa la situazione. Arriviamo al 1969, quando una squadra non composta da sardi, diretta da un non sardo, ci fa vincere lo scudetto. Bene, è la prima volta che ci sentiamo tutti legati sardi, uniti attorno a questo fenomeno, lo scudetto del Cagliari, che diventa lo scudetto della Sardegna, lo scudetto d'Italia, e che ci mette in fronte all'Italia in prima linea. Quindi stiamo parlando di una cosa, di un fenomeno unico, purtroppo raro e non ripetibile, anche se ci speriamo sempre. Ecco, quindi la domanda è questa: noi identifichiamo attraverso lo scudetto e attraverso il corifeo, cioè quello che porta avanti questo scudetto, Gigi Riva, ci identifichiamo come sardi e identifichiamo lo scudetto e lo stesso Gigi Riva e gli stessi giocatori del Cagliari, da Gori a Domenghini a Nenè, sardi, cioè loro ci rappresentano, diventano sardi d'anima e noi li sardifichiamo come nostri. Tanta gente adesso che ha smesso di giocare, tanta gente quando la incontro o ti abbraccia o ti bacia la mano, anche loro credono in quello che ho fatto. La Sardegna è la libertà di Gigi Riva, la Sardegna è la famiglia di Gigi Riva, la Sardegna è il suo nascondiglio. Qui Riva si sente forte, onnisciente, sa che nessuno gli farebbe del male. La Sardegna, ancora oggi, lo eleggerebbe re dell'isola. Chi è il più grande sardo che hai conosciuto? Il più grande sardo che ho conosciuto? Io avrei il nome, ma ho paura a dirlo. L'eternità che Riva si è conquistato non è raccontabile solo con le immagini, con i gol, con le parole. Riva è una roccia, è una quercia, è il vento di maestrale, è il mare che si ingrossa e che difende la nostra identità. Riva è stato e sarà il ponte tra noi e il mondo. A raccontarlo si rischia di guardare il dito e non guardare la luna. Riva è la luna, la nostra terra, così lontana dal riscatto che ha vissuto con l'ombre verticale di un'immensa luce riflessa. Riva è il nostro re. Sono come voi, mi sono adattato qua e preso bene, manifestazioni abbastanza non proprio esaltanti o canti o cori, niente, l'amicizia, una mano sulla spalla e andiamo avanti.